Allora, Presidente, abbiamo affrontato poi la prima questione, che intanto resta sospesa in attesa a metà maggio, perché vediamo questa situazione delle ore 22 un po' paradossale, cosa se viene cambiata, auspichiamo per metà maggio. Secondo i suoi dati, visto che lei rappresenta Confcommercio, imprese, quindi una realtà che comprende anche il turismo, eccetera, questo può compromettere le prenotazioni da parte delle persone, spostarle un po' più in là nel tempo? C'è anche là il solito discorso: se tu mi paventi che per tutto il mese di giugno, luglio, che so io avrò un range di azione per il mio tempo libero già limitato adesso, entro certi orari, anche forse le 23, che viene da ridere con 30 gradi fuori, io mi sposterò a fare la vacanza d'agosto, e quindi ci troviamo il grande concentrato storico gli ammassamenti di agosto paradossali, cioè viene da sé a logica. Quindi secondo lei compromette anche le prenotazioni, gli orientamenti delle persone, oppure no? Perché all'estero stanno ricevendo molte prenotazioni. Qui qual è il punto della situazione? Il punto è che ogni restrizione chiaramente allontana i nostri clienti, perché non li mette in libertà di scegliere quello che gli aggrada di più. Però io dico anche dobbiamo essere attenti e rispettiamo bene la situazione, cioè questo è l'ultimo miglio che dobbiamo percorrere per essere dopo più preparati, e quindi io spero che prima di tutto il governo anticipi le aperture e anticipi anche il coprifuoco, cioè nel senso che lo anticipa togliendolo il coprifuoco, okay. Lo anticipi la data perché adesso si parla di fine maggio. Ecco, noi chiediamo che per il 15, massimo 15 di maggio non ci sia più il coprifuoco. Speriamo a liberare un po' l'azione per anche non avere più le aggregazioni di persone, e quindi diluendo un po' l'orario la gente si muove in maniera diversa. L'estate, lo sappiamo bene, l'abbiamo visto, aiuta perché questa chiaramente fa abbassare il contagio. E poi appunto le vaccinazioni, ma rendiamo anche questo paese un po' più diciamo attrattivo da parte dei paesi esteri che vogliono venire in Italia. Stiamo creando le zone free, stiamo creando le vaccinazioni anche a chi è operatore del turismo, e quindi questo dovrebbe essere un grande deterrente per quelli che vogliono mantenere questo tipo di restrizione. Dobbiamo assolutamente dare un segnale positivo. Cioè lei dice coinvolgere anche le categorie produttive, perché adesso si sta andando per età, no? Poi prima il Presidente Zaia diceva probabilmente con maggio, giugno dovrebbero esserci già i 50-60 anni come fascia, che è un grosso range, perché si finiscono i 60, si passa ai 50 anni, e quindi poi si progressa addirittura a dire che forse da giugno-luglio i 40 anni si potrebbe ipotizzare. Sì, quindi... Però lei dice che è necessario coinvolgere anche le fasce di età più giovani che lavorano nel settore del turismo, del commercio. Devi mettere in sicurezza anche chi usufruisce dei servizi. Okay. Chi va in albergo deve sapere che gli operatori che lavorano là sono immunizzati, quindi è questo che dobbiamo arrivare. Dobbiamo anche pensare al mondo dei servizi, della produzione, del turismo. Dobbiamo pensare a mettere in sicurezza questo paese partendo anche non solo dalle fasce d'età. Una volta messe in sicurezza, diciamo, le fasce d'età, quelle che erano in pericolo, adesso dobbiamo agire a quelli che sono nel mondo del lavoro. Ecco, sì. Questo è un grande deterrente, come fanno gli altri paesi. Allora metti in sicurezza e quindi metti in tranquillità quelli che devono venire nel nostro paese. Noi abbiamo bisogno assolutamente di rimettere in moto la macchina del turismo. Quando diciamo che in Veneto abbiamo 70 milioni di presenze, è un numero esorbitante di persone, però se queste persone riusciamo a averne in percentuale un buon numero, sarebbe già un grande successo per il nostro territorio. Chiaro, perché mancano comunque, adesso sembra la vaccinazione con vaccinazione obbligatoria che forse gli americani possono arrivare, però è un discorso a livello europeo. Vediamo il messaggio che è arrivato poco fa, che non sono riuscita a leggere un attimo, se la regia me lo riprende, eccolo qua. Buongiorno Presidente, bisogna che lottiate il più possibile per ottenere le consumazioni
consumazioni al banco bar, magari ponendo attenzione al distanziamento e al numero massimo di entrata. Tutto il resto è solo contraddizione. C'è anche una telefonata in attesa, allora dopo risponde anche a questo discorso delle consumazioni al banco, che qui sorta un po' una querela. Pronto? Pronto? Sono Giusy da Treviso, buongiorno. Buongiorno signora Giusy, ben arrivata. Dica pure. Faccio un appello, dottoressa, posso fare un appello? Faccia. È successo? Sì. Allora, da 5 giorni ricevo messaggi da non so chi sia, mi dicono di cliccare, ma io non apro, che devo andare a ritirare un pacco. Se io clicco mi dicono dove devo andare a ritirare il pacco. Io non ho ordinato nessun pacco, ho chiamato i carabinieri e mi hanno detto signora non apra mai perché sono truffe. Sì, infatti, adesso in questa occasione non ce ne occupiamo, comunque cercheremo di affrontare anche questa questione con le persone che possono darle anche una mano. Comunque ha ragione, non assolutamente digitare nulla, assolutamente. Stamattina mi è arrivato che si sono presi, che io ho pagato 56 euro e non è vero niente perché ho chiamato ancora i carabinieri, mi hanno detto signora non apra mai perché sono truffe, mi hanno messo addirittura il nome dei trasporti di DHL. Hanno telefonato a DHL, loro non sanno niente, sono truffe, hanno detto. Chiaro, Mi signora. raccomando di non cliccare su quel sito blu che c'è scritto sotto. 5 giorni di messaggi, dottoressa. Grazie molte signora della segnalazione, grazie molte. E qui ci allacciamo agli acquisti sul web con tutto quello che comporta e i rischi, tra l'altro. Andate nei negozi, dice lei. Giusto, Presidente. Allora, rispondiamo anche al messaggio. Sì, la nostra lotta, la nostra battaglia è anche per arrivare al consumo al banco, ma non solo, perché vorrei ricordare che abbiamo imprese che sono ancora chiuse e quindi noi dobbiamo occuparci un po' di tutto. Capisco che chi magari non ha la possibilità di dare il servizio all'esterno, già il consumo al banco sarebbe un aiuto in più, ma noi in questo caso ci batteremo senz'altro per arrivare a questo obiettivo. Dobbiamo essere un po', diciamo, pazienti perché ormai si tratta di pochi giorni, immagino, perché la pressione che stiamo facendo è tale. Serve, quindi è servita un po', perché altrimenti sì, è tale che per cui libereranno anche questo tipo, sempre comunque in sicurezza. Chiaro. Ecco, quei ristoratori, e ce ne sono in vari territori, che non hanno il plateatico, perché adesso sembra che sia tutto questione di plateatico, o hanno veramente possibilità di mettere 4 tavolini su un marciapiede strettissimo, scomodissimo e poco allettante, perché vicino alle strade ce ne sono. In che situazione si trovano? Cosa possono fare? Perché sono veramente messi a dura prova e comunque allora, dicono a prescindere che sia giorno o sera. Allora, quello che dicevo all'inizio, la tal confusione che c'è e che è stata messa in piedi, perché ci sono delle situazioni dove hanno fatto diciamo, l'accordo per essere mensa e quelli possono fare il servizio di mensa. Continuano quindi a fare il servizio di mensa e quindi quello è un aspetto. Altri che chiaramente hanno chiesto la possibilità di mettere più tavolini all'esterno, quasi anche a ridosso delle strade, mettendo in sicurezza chiaramente il plateatico, perché tutti vogliamo lavorare. Noi abbiamo sempre chiesto lavoro e lavoro, visto e considerato che ristori non ce ne sono e non ce ne saranno dal mio punto di vista, quindi chiaramente dobbiamo un po' cercare di adattarci a questo sistema fino a quando non riusciremo a liberare questo paese da questo virus, e io spero che questo avvenga molto presto. Allora, adesso bisogna accompagnare questo processo di, diciamo, riaperture un po' alla volta. Arriveremo in tempi brevi, ne sono convinto che arriveremo in tempi brevi, perché il nostro paese, che è fatto di piccole e medie imprese, perché siamo il paese che ha un numero di piccole e medie imprese più alto al mondo, e quindi il nostro PIL è prodotto dalle piccole e medie imprese.
noi dobbiamo assolutamente proteggere queste piccole e medie imprese, che non si tratta solo di ristoranti o di bar, ma si tratta di tutto l'indotto, perché ci dimentichiamo sempre dell'indotto, e questo è un'altra cosa che dobbiamo tenere molto presente. E adesso ne parliamo anche di questo dell'indotto, leggiamo dopo anche il messaggio. Prima c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, dove chiama? Buongiorno, chiamo da Venezia, Cavallino Tre Porti. Prego. Buongiorno, volevo un'informazione. Io chiamo riguardante i ristori che avevate detto che la Regione Veneto stanziava, che partivano dal 15, però tuttora adesso non si è visto ancora nulla. Di che settore sta parlando? Commercio. In modo particolare cos'è? Ristorazione? Che tipo di attività? Noi abbiamo 2 negozi in un campeggio, Cavallino Tre Porti. Ok, perfetto. Adesso do la parola. Deve fare qualche domanda, Presidente, al telespettatore? Grazie. No, grazie a lei. Adesso risponde. So che con la Regione stiamo definendo quali sono, diciamo, i paletti per dare i ristori a queste qui, però diciamo che è inutile che ci prendiamo, dobbiamo dirci la verità. Ristori non ce ne sono, ecco, c'è stata soldi la Regione, non ce ne sono. Si ricorda che c'è stato ma non perché lo dico io, no. È perché il governo o la Regione soldi non ne hanno. Chiaro. Come fanno a darci i ristori se non... anche perché aspettiamo ancora quelli di Natale, non so quando arriveranno quelli. Io non so se chiamarli ristorio, come si ricorda, l'assessore Marcato, sì, congiuntamente con voi, avevano fatto un comunicato in cui annunciavano che c'era una nuova slot tranche di aiuti, di sostegni per le imprese del settore del commercio. Riguardava anche i negozi oppure altre categorie? Sì, mi sembra che fossero 18 milioni che erano a disposizione e quelli lì poi ce ne sono stati altri. Quelli là sono arrivati, ma è arrivato un numero impressionante di richieste che frazionate arrivavano 300 euro, penso che siano arrivati ma un numero, cioè, quasi vergognoso. Quindi per quello che uno ha subito e ha perso. Chiaro. Cosa può fare il negoziante, il signore che ci ha chiamato? Adesso io sto aspettando questi 40 miliardi di scostamento che la politica costantemente dice, e il governo ha fatto questo spostamento di bilancio di 40 miliardi. Dicono che 8 miliardi sono per le piccole imprese, del mondo del commercio, del turismo, dei servizi. Bene, io sto aspettando questi, voglio vedere se veramente sanno mantenere la parola che hanno dato. Qualcuno politico dice non aspettatevi i soldi perché non ce ne sono, e queste aperture sono condizionate perché non hanno i soldi. Allora dico bene, noi passiamo dalla padella alla brace e le prendiamo da destra e da sinistra e non sappiamo a che punti di riferimento abbiamo, quindi allora, io su questo senso sono molto arrabbiato. E allora, siccome il Presidente è arrabbiato, dico al nostro telespettatore e ai nostri telespettatori che sono nel settore di non aspettarsi purtroppo molto. Chiedo prima di andare in pubblicità alla regia se mi rimetti in onda il messaggio che è andato prima, così lo leggo e dopo possiamo anche rispondere dopo il break pubblicitario. Vediamo un attimo se possiamo metterlo in onda. Eccolo qua. È pazzesco vedere che si è più liberi in ambiente straniero. Spiegatemi come fa un turista estero a venire in vacanza da noi se poi non può neanche uscire la sera. Fare passare la sera di Ferragosto davanti al televisore ai turisti è incredibile. Vabbè, commentiamo dopo, pubblicità, poi torniamo con voi.